Buongiorno da Portoviro, buongiorno da Leandro Maggi, seconda edizione per l'Epica dell'Acqua, 100 km a piedi di scoperta e condivisione del Delta del Po Veneto. Dal 18 al 20 ottobre torna questa magica avventura in 3 tappe, dedicata sia ai runner più esperti sia ai camminatori. Sì, l'anno scorso abbiamo avuto, era la prima volta che lo facciamo, abbiamo avuto 2 critiche. La prima è che il cibo era troppo buono e troppo, e quindi i corridori poi erano affaticati a correre. La seconda era che non c'era posto per tutti, quindi quest'anno cercheremo comunque di dare tanto cibo buono locale ai nostri corridori, e secondariamente siamo riusciti ad ampliare la proposta, il numero di persone che possiamo accogliere, quindi sarà un numero massimo di 80 persone per chi decide di fare la full experience, significa mangiare, dormire, stare tutti assieme nei 3 giorni. Abbiamo anche una proposta per chi non intende condividere la notte e la cena con gli altri, ma vuole fare tutte e 3 le tappe, e quindi questo apriremo un altro centinaio di persone. E invece per chi è locale oppure vuole solo vedere una parte del percorso, si può fare la sola terza tappa, che significa partire dall'isola del Barella e arrivare a Porto Caleri. Ecco. Noi attraversiamo il nostro territorio, che è delicatissimo, e lo attraversiamo in punta dei piedi. I nostri corridori sanno che questo è un eco trail, quindi tutto deve essere il più sostenibile possibile. Ho visto l'anno scorso nell'arrivo dei partecipanti di questa competizione, ho visto l'entusiasmo di aver percorso un delta, di aver percorso la natura proprio a 360 gradi, più del fatto di arrivo prima io, arriva prima l'altro. E c'è stato proprio quell'entusiasmo lì che ha riempito il cuore nostro, delle nostre aree, delle nostre zone, e la consapevolezza anche nostra che possiamo fare tanto, che attraverso tutti quelli che sono i circuiti naturali dentro il nostro Delta del Po possono essere senz'altro attrattività a tutti i livelli, perché il turismo e quello che è lo sport ambientale sta esplodendo in tutto il mondo, ma noi abbiamo una caratteristica che va oltre la media, perché dentro un'area Mabunesco, riserva di biosfera, dove abbiamo 300, quasi 400 tipi di uccelli, abbiamo una natura incontaminata, la gente ha voglia di venire a piedi, in bici, a correre, comunque a visitare e trascorrere del tempo dentro il Delta del Po. La promozione e la valorizzazione del nostro Delta del Po Veneto deve passare attraverso le infrastrutture, così come le piste ciclabili, e anche le manifestazioni come questa Epica dell'Acqua, che è una manifestazione podistica che porterà centinaia e migliaia di appassionati a conoscere il nostro Delta del Po e le eccellenze che ha da offrire dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e enogastronomico. Chiaramente una bella opportunità che rientra anche tra le attività, le manifestazioni che facciamo nell'ambito della Regione Europea dello Sport 2024, che è il titolo che è stato conseguito dalla nostra Regione del Veneto. Quindi lo sport è un grande motore di promozione sociale, promozione turistica e crescita della nostra comunità.